Allora, fariseus e scrituristi, rivasi Gerusalemme, si svicinaren a Gesù e domandaren: «Perché i tuoi discepoli non rispettano la tradizione degli anziani? Di fatto, non si lavino le mani quando mangiano». E lui rispondè dicendo: «E voi, perché non rispettais il comandamento di Dio in nome delle vostre tradizioni? Di fatto, Dio ha detto: onora il pari e la mari, e anche che il che fa malagracis a suo pari e a suo mari, sia di copalo. Voatris invesit o diseis, se un dis a suo pari e a suo mari, c'è che vares di dati per via di te alle offerte a Dio. Non le più obbligato onorare suo pari o suo mari, così ove scopate la parola di Dio in non de vostre tradizioni, fals, alla profetat propit ben, quintri di voatris Isaie, la caldiis, che spopul mi onore dome cui lavris, ma il socur alle lontan di me. La religione che lor e han per me non val nuie, a insegnin robis che son comandaments di oms. Po, al clamadonge disse la fole e urdisè: «Scoltait e ci ridi capì. Non lece calientre pe bocce dall'om che sporche l'om, ma c'è cal salte fur, che sta sporche l'om». Allora i discepoli i van donge e i disin: «Sastu che i fariseus, sentint il tuo discorso, si son scandalizzati». E lui, duce che non l'ha plantato il paregno celeste, al sarà chiavati l'idris, la saiulà, a son varps e guidis di varps. Se un varp al guida e un altro varp, accolaran duci doite buse. Allora Pieri al chiappà la paraule e al disè: «Sclarissinus queste parabole». E lui: «Allora, o seis proprio tanti vuatris cence sentiment. Non capiso che duce calientre pe bocce al vate panse e po al va finire talle dan. Invesit, lis robis ca saltin fur de bocce avvegnin dal cur e son ches ca sportin l'omp. Di fat, dal cur avvegnin pinsirs trist, assassinaments, adulteris, fornicacions, robaris, testimoniancis falsis, blestemis. Chestis a son robis ca sportin l'omp, mangia senza lavase lis mans non sporche l'omp». Partì di lì, Gesù si ritirà te region di Tir e di Sidon. E ve che une femmine cananee di riunde di quei país, i berlave disint: «Vedul di me, Signor, fi di David, me fie e je tormentate dal diavolo tune maniere tremende». Ma Gesù non rispondè neanche une paraule. I suoi discepoli il erindoglie e lo preavin disint: «Scoltile, che sta berlanda urdinò». E lui rispondè: «Non so stat mandat che per spioris pierdudis de chiase di Israel». Ma je avvigni in genoglasi denan di lui e disè: «Signor, aiutami». E lui non le ben chioliur il pan di bocce ai fis par butaura le chianuz. Ma je disè: «Vere, Signor, che di fat i chianuz si passin dome coi frucions che colin iu de taule dai lor parons». Allora Gesù gli rispondè: «Femmine, c'è tante fede che tu has, che ti sei di fat come che tu vuelis». In quel momento Sofia e restavo a ride. Poi Gesù al partì di lì, arriva d'ogni dal mar di Galilea, e là sulla monte si ferma lì. All'era in d'ogni un evore di folis che aveva in daurzi ciuez, sturpiaz, varps, muz e un disordine di atris malas. E gli metter in denant dei sei pis, lui iu guarì. Tant che li folis, viodint muz che fevelavin, sturpiaz varis, ciuez che chiaminavin e varps che viodevin, a restare in scaturidis e a glorificare il Dio di Israele. Poi Gesù, clamas d'ogni di sei discepoli, disè: «Uai dulde int, parce che a son 3 dis che stan con me e no ance mangià. Non vuoi tornare a mandare in daur di zuns,
parce che al podares vigniuri in bas per strade. I disegni di sepui, du la podarino procurasi in un desert, tan pan di passi dut che stradio di int, e Gesù urdisè, tros pan veiso. I risponderi, siet, con qualche pesut. Allora, all'ordenala in di poiasi iu partiere. Po al chiappai 7 pan scui pes, e dopo di ver ingraziat, iu crevà, e ora idee di sepui, e lor alla int. A mangiare in duc fin passuts, di che caliere avanzat a portare in via 7 sportis plenis, che aveva mangiat a ieri 4.000 oms, cence contà feminis e canae. Po dopo mandate via la fole, al montà sulla barche e alle te region di Magadan.